Mettiamo tre priorità per questo bilancio. La prima è che i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale va contrastato anche in Veneto, anche con misure decisive e efficaci in Veneto, a partire dalla sostituzione dei vecchi autobus inquinanti che circolano nelle nostre città, delle auto. Abbiamo bisogno di vedere più colonnine di ricarica per le auto elettriche nel Veneto e soprattutto abbiamo bisogno di dare un contributo a chi vuole fare della propria casa una casa che consuma meno energia, paga meno bollette e emette meno gas in atmosfera. Poi dobbiamo assolutamente rivedere la legge di riforma delle ATER che ha creato solo che problemi, cittadini che vedono perdere la possibilità di rimanere nei loro alloggi o che hanno aumenti spropositati d'affitto. E su questo ci vogliono anche investimenti, ci sono oltre 4.000 alloggi popolari non utilizzati perché manca la manutenzione, bisogna metterci qualche milione. Poi emergenza, infortuni sul lavoro, morti sul lavoro, il Veneto non può da regione com'è accettare questa situazione. E c'era stato un accordo con le parti sindacali per rinforzare i servizi di prevenzione degli Spisal e invece oggi siamo di fronte al fatto che i lavoratori degli Spisal scioperano e chiedono di vedere riconosciute maggiori risorse e maggior personale. E infine c'è un'emergenza sociale che sta scoppiando in tutto il Veneto e riguarda il consumo di droga e anche qui purtroppo delle vittime tra i più giovani con un piano di prevenzione che è fermo a 5 anni fa. Queste sono le nostre priorità e da oggi le porteremo in aula.